Come agrigentini abbiamo a cuore la Sagra del Mandorlo in Fiore, una manifestazione che da quasi 80 anni rappresenta la nostra storia e le nostre tradizioni. È proprio per questo che riteniamo giusto dire con chiarezza quello che molti di noi pensano. Viene da chiedersi se sia opportuno destinare più di 800.000 euro mentre restano aperte criticità evidenti legate a manutenzione urbana, ai servizi, alla pessima viabilità e al decoro della città. Per l'edizione del 2026, in programma dal 7 al 15 marzo, il piano finanziario approvato dalla Giunta Comunale prevede una spesa di 807.000 euro. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratta dell'edizione più costosa degli ultimi anni. Solo per fare un confronto, nel 2024 la spesa ammontava a circa 633.000 euro, mentre nel 2025 si è raggiunti a 700.000 euro. È quindi evidente che c'è un incremento significativo dei costi. Ma il punto non è soltanto la cifra, il punto è la mancanza di programmazione. Le date infatti sono state comunicate appena qualche settimana fa e il programma dettagliato qualche giorno addietro, a ridosso dell'evento, non dando ai turisti la possibilità di organizzare con anticipo un viaggio ad Agrigento, creando difficoltà anche agli operatori della città, alberghi, ristoranti, guide, operatori commerciali, che hanno bisogno di mesi di anticipo per programmare la stagione. Il Mandorlo in Fiore può e deve diventare un'opportunità per Agrigento. Noi crediamo che una diversa gestione sia possibile, definire date e programmi in tempi certi, misurare i costi rispetto all'impatto economico che l'evento produce per la città, cercare sponsor privati per alleggerire il peso sul bilancio comunale e garantire sempre la massima trasparenza negli appalti e negli affidi. E questo è il metodo con cui pensiamo di poter davvero valorizzare le tradizioni della nostra città, affinché il Mandorlo in Fiore sia davvero un'opportunità.